Salutiamo i nostri amici telespettatori. Anche oggi è il nostro gradito ospite il professor Giorgio Soardo della Clinica di Medicina Interna dell'Azienda Sanitaria Universitaria del Friuli Centrale. Oggi il tema è l'epatite C. Cosa fare per sconfiggerla in maniera definitiva? Buongiorno professor Soardo, tutto bene? Io mi ricordo ancora quando lei cominciò a parlare di epatite C, erano ancora gli anni 90, no? Perché prima non si sapeva della sua esistenza. No. Cos'era? Fine anni 80 e inizi anni 90? Il virus è stato scoperto nel 1989. Prima noi all'epatite C la chiamavamo epatite non A e non B. Poi con la scoperta del virus, testando tutti questi pazienti con una pregressa o forma acuta o cronica di epatite non A non B, ci si è resi conto che erano tutti pazienti, quasi tutti, affetti da positività del virus dell'epatite C. Il virus dell'epatite C è un virus molto particolare. Ancora oggi, a distanza di circa 30 anni da quando abbiamo scoperto e abbiamo iniziato a curare questo virus proprio all'inizio degli anni 90, io mi ricordo sono arrivato negli anni 90 a Udine e nel 91 abbiamo iniziato i primi trattamenti con l'interferone per la cura dell'epatite C, certamente con dei risultati non ottimali, ma si otteneva circa un 10% di guarigione. Poi con l'aggiunta degli antivirali, con la modifica anche della struttura dell'interferone, che da dose giornaliera o trisettimanale si è passati a una dose unica settimanale, abbiamo ottenuto dei risultati molto eclatanti, con si guariva circa il 50% della popolazione, ma rimaneva sempre un 50% della popolazione che non rispondeva al trattamento. E in questi ultimi 15 anni sono stati fatti dei progressi veramente incredibili nella terapia dell'epatite C, ottenendo dei risultati veramente incredibili. Oggi noi possiamo dire abbiamo a disposizione almeno 3 farmaci per la cura, tutti e 3 innocui, zero effetti collaterali, guarigione che arriviamo al circa il 99-100% di tutti i pazienti. Esiste il vaccino per l'epatite C? No. Perché una volta perlomeno c'erano degli studi anche per trovare una soluzione definitiva a monte, quindi vaccinazione come per altre epatiti. Purtroppo per questo virus, che è un virus RNA della famiglia dei flaviviride, non c'è ancora un vaccino. Non c'è ancora. Si è studiato, si sta studiando, si sta cercando la formula giusta per creare un vaccino, ma essendo un virus molto particolare che muta, che cambia, c'è un po' di difficoltà a creare un vaccino efficace. Quindi una volta che uno purtroppo incappa nella patologia, deve solo che seguire terapie particolari, appunto, e sperare di curare, certo, di guarire definitivamente. Certo. E il concetto fondamentale è che questa malattia ha creato tanti problemi, è la causa principale del tumore primitivo del fegato, è stata una delle cause principali di cirrosi epatica e di trapianto di fegato fino a circa 5 anni fa, e quindi è una malattia che ha mietuto tante vite umane. Oggi l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha fornito un documento molto importante a tutte le nazioni del mondo, proprio per cercare di vedere se entro il 2030 noi riusciamo a eradicare definitivamente il virus dell'epatite C. È uno sforzo sicuramente molto grande, questo significa, per fare questo, curare circa l'80% dei pazienti infetti dalla malattia, prevenire più del 90% delle nuove infezioni. Noi al mondo abbiamo circa 1,5 milioni, 1,8 milioni di nuovi pazienti anno che si infettano di questa malattia. Non sono tanti, però sono numeri importanti. E di ridurre di almeno il 65% le complicanze, come vi ho detto, del tumore e della cirrosi epatica. Noi questi risultati
li stiamo già vedendo, perché avendo iniziato queste cure importanti qualche anno fa, noi vediamo già che nella curva dei pazienti che vanno al trapianto di fegato, la curva dei pazienti con epatite C si sta riducendo drasticamente. Quindi cosa significa? Che la cura, che queste nuove terapie curano definitivamente il paziente e prevengono le sue complicanze. Ora, lo sforzo che l'Organizzazione Mondiale della Sanità vuole è quello di far emergere tutti i pazienti infetti da epatite C, e questo lo si può fare con delle campagne di screening, divulgative, che permettono di mettere in luce i pazienti che sono affetti da questa malattia. Ci sono delle categorie di pazienti che vanno sicuramente tenuti presenti. Ecco, mi scusi, professor Soardo, per quale motivo, cioè, di epatite C si è parlato sempre troppo poco? Perché se ne parlò agli inizi. Poi sembrava che, no, quasi quasi che questa patologia quasi neanche esistesse o fosse marginale. Adesso finalmente si riscopre che c'è questa patologia che va sconfitta. Ecco, come mai accadono queste cose ma anche per altre patologie? Ci si dimentica che ci sono. Allora, noi oggi possiamo discutere di eradicazione del virus proprio perché abbiamo a disposizione i farmaci, ripeto, bassissimi effetti collaterali se non zero, una terapia che dura o 8 settimane o 12 settimane, monopillola o al massimo 3 compresse al giorno a seconda del farmaco, ma veramente gli effetti collaterali non esistono e si guarisce il 90%. Allora oggi sì, abbiamo uno forte stimolo, anche perché negli anni il costo di questi farmaci è venuto a ridursi di quasi il 90%. Noi ricordavamo il primo farmaco che abbiamo avuto a disposizione con queste nuove tecnologie costava circa $80.000 per ciclo di terapia. Oggi questo costo si è ridotto a pochi migliaia di dollari, che quindi anche questo così lo possiamo dare a tutte le popolazioni, anche alle popolazioni meno abbienti. Questo è un concetto fondamentale, perché se la scienza ha migliorato proprio anche sotto questo tipo di profilo nel costo del farmaco, e oggi il farmaco lo possiamo dare a tutti. Ecco perché si vuole ripristinare, si vuole mettere in luce nuovamente questa patologia ed eradicarla se possibile. Quindi tutti i pazienti che in precedenza hanno avuto delle trasfusioni di sangue prima degli anni 90-92, se hanno una storia di tossicodipendenza, se hanno una storia di grossi interventi chirurgici prima degli anni 90, se hanno negli esami del sangue i valori delle transaminasi, se hanno avuto una pregressa epatite diciamo B, se hanno familiari che hanno avuto l'epatite C, questi pazienti oggi noi suggeriamo un test di screening di laboratorio semplice, facile, che è il test anticorpale, e se quello risulta positivo si fa il test viremico, e se quello è positivo il paziente va direttamente alla terapia. E quindi non aver paura più di contattare gli epatologi, non aver paura più della terapia dell'epatite C, proprio per questo motivo. L'interferone noi non lo utilizziamo più, quindi non abbiamo più gli effetti collaterali di un farmaco che guariva poche persone, ma qualcuno guariva, ma con degli effetti collaterali importanti. Oggi abbiamo farmaci innocui che possono guarire quasi il 100% dei pazienti, che vanno adoperati, perché se dobbiamo raggiungere questo obiettivo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dobbiamo impegnarci tutti proprio a fare una campagna di sensibilizzazione e di recupero di quei pazienti che magari per paura di fare l'interferone non vengono da noi proprio per questo motivo. Ecco, e qui si rileva l'importanza appunto degli screening, l'abbiamo visto in diversi ambiti, no? Assolutamente la prevenzione attraverso lo screening è determinante. Assolutamente sì, anche perché questa è una malattia che non colpisce solo il fegato. Il fegato è l'organo massimamente colpito dal virus dell'epatite C, ma noi dobbiamo ricordare che in questi pazienti possono soffrire anche di patologie renali legate a questo problema, sviluppano più facilmente il diabete,
una piccola percentuale può sviluppare dei linfomi, che sono patologie ematologiche molto importanti, le crioglobuline, quindi non è una malattia solamente di tipo epatologico, è una malattia internistica, sistemica, che coinvolge tutti gli organi del corpo umano. Quindi cercare di eradicare il virus veramente ha una funzione molto importante. E poi anche sapere qual è la propria condizione per non contagiare anche gli altri, le altre persone che ci circondano. Sicuramente no? questo è molto importante. Quello che dico sempre io è come il vaccino. I vaccini, adesso siamo in era Covid, sono molto importanti. Il vaccino ha un duplice scopo: difendere chi lo esegue, stessi, sì. ma anche fare in modo che il paziente non trasmetta la malattia eventualmente all'interno della società. Quindi è un obbligo, diciamo tra virgolette, della società, di ognuno di noi, nel eseguire e nell'effettuare una vaccinazione per se stessi, ma anche per gli altri. Poi certamente la libertà individuale non la tocca nessuno, ma è importante, così anche questa patologia, curarla significa ridurre la possibilità di trasmetterla magari ad altre persone. Questo è molto importante. Ringraziamo il professor Giorgio Soardo per il suo preziosissimo intervento e ringrazio i nostri amici telespettatori per averci seguito a noi con la rubrica Family, Salute e Benessere. Ci vediamo martedì prossimo, sempre alla stessa ora. Arrivederci.